Presidente Federica, quest'oggi una doppia visita ad aziende del Pordenonese. Partiamo dalla prima, l'azienda Zero, così si chiama, fortemente innovativa in un settore primario, quello dell'agricoltura delle piante da orto. Che tipo di azienda ha trovato e che riscontri può avere un'azienda così tecnologicamente avanzata nella nostra regione? Beh, intanto devo dire che è il simbolo della sostenibilità. Tutti parlano di sostenibilità, noi abbiamo un'azienda nel nostro territorio che proprio della sostenibilità ha fatto, mi sembra, il paradigma, con la capacità di fare una produzione innovativa nel mondo dell'agricoltura, che non è sostitutiva, sia ben chiaro, all'agricoltura tradizionale, ma integra l'agricoltura tradizionale ed è complementare. Oltretutto con un processo produttivo estremamente efficace e soprattutto anche con la possibilità di andare a recuperare aree dismesse, pensi industriale, per trasformarmi in qualcosa che crea cibo. È straordinario e siamo contenti che nel nostro territorio possa crescere e svilupparsi una realtà di questo tipo che ovviamente guarda al mercato internazionale. Per quanto riguarda invece qui a Friuli Intagli, è un'azienda anche questa di carattere globale, che io continuo a dire ha una grande capacità, cioè competere per la capacità innovativa che ha avuto negli anni, non da adesso che tutti ne parlano, ma negli anni di riuscire ad essere competitiva con mercati e paesi nei quali c'è un costo del lavoro più basso, non ci sono le norme stringenti nostre sull'ambiente, sui processi produttivi, eppure Friuli Intagli è riuscita a competere con queste realtà e quindi è sicuramente un'area e una zona da tutelare e da valorizzare. Concludo dicendo che mi hanno segnalato oggi questo problema che ne ero a conoscenza, ma me l'hanno sottolineato nuovamente, della carenza di approvvigionamento di materie prime. Questo è un problema che farò presente a livello nazionale e chiederò che il governo lo faccia a livello europeo, perché evidentemente se esiste questa bolla di mercato dove le materie prime mancano, rischiamo di avere domanda ma di non avere capacità produttiva e di dover mettere in crisi i sistemi di lavoro e quindi i lavoratori. Su questo penso che l'Europa debba intervenire e debba proteggere da speculazioni le produzioni dell'Europa stessa.